Cresce la denatalità e la prima conseguenza è la diminuzione di alunni iscritti nelle scuole del Veneto. Lo dimostrano gli ultimi dati diffusi dall'Ufficio Scolastico Regionale e relativi all'anno scolastico in corso. Sono 548.125 i ragazzi che frequentano gli istituti statali contro i 556.214 dell'anno 2023-2024, con una differenza di 8.089 iscritti. L'emorragia maggiore nella Marca Trevigiana oggi sono 101.238 gli alunni, un anno fa erano 103.707, 2.469 in meno. Andamento simile nelle scuole paritarie. Per l'anno scolastico 2024-2025 gli studenti sono 91.821, erano 93.979 12 mesi fa, ne mancano all'appello dunque 2.158. In provincia di Treviso in un anno sono stati persi 409 alunni, erano 20.204, oggi se ne contano 19.795. Studenti in meno che inevitabilmente si traducono in classi che vengono a mancare, erano 27.420 nello scorso anno scolastico, oggi sono 27.196 con 224 sezioni sparite. Resta invece pressoché invariato il numero medio di alunni per classe, qualche lieve differenza nella secondaria di primo grado. Un'ultima curiosità riguarda la tipologia di scuola superiore scelta dagli studenti di prima. Continuano a diminuire gli iscritti ai licei, mentre inversione di tendenza rispetto allo scorso anno scolastico per i tecnici quest'anno, con saldo positivo rispetto al 2023-2024 e per i professionali in calo rispetto ad un anno fa.